Francesca Spangaro, giornalista e conduttrice. Da anni la domenica vive solo di calcio. Chiedetele cos'è un fuorigioco, ma non in quanto tempo cuoce un uovo sodo. Paolo Zoppolatti, chef, ristoratore e volto televisivo. Tecnica, creatività e conoscenza del territorio, i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta: trasformare Francesca in una food blogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca. E allora, Gian Domenico, c'è la telecamera anche, microfoni abbiamo, stiamo andando in missione, come ogni domenica ormai da febbraio, missione per conto di Paolo Zoppolatti. Sapete che lui mi insegna a cucinare, a patto che io vada a conoscere i produttori, i concessionari del marchio qua, e questa volta stiamo andando a Torreano di Cividale a conoscere la famiglia Vida e quindi il salumificio Vida. Mi dicono che non dovrei fare fatica a scorgerlo da lontano. In mezzo al verde, poi non si può non riconoscerlo, arrivata al salumificio Luigi Vida. Dovrebbe esserci Christian ad accogliermi, così mi hanno detto. Buongiorno. Ed è lui. Buongiorno, molto piacere. Christian, ben arrivati. Grazie mille. Adesso conosco anche il resto della famiglia. Assolutamente curiosa. sì. Allora andiamo subito, Prego. non c'è tempo da perdere. Buongiorno. 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 Salve. Quindi loro sono? Mio papà, Sì. del fondatore. Piacere, Francesca Luigi Vida. Spangaro, piacere. Sì. Francesca, molto piacere. Sì. Beh, cominciamo dal papà, non ce ne vorrà Elisabetta, perché insomma mi pare che il nome scritto Sì, lì sia il suo, sì, no? sì, Quindi la storia nasce da lì. Sì, lontano 66. 66? Sì. Quanti anni aveva? Ha avuto Pochi. 24. 24, Pazzesco. E quindi sì. come le è venuta l'idea, Mi è l'ispirazione, venuta la l'idea, pazzia? Sì, mi pareva che mi piaceva. È così, Però era piano qualcosa piano. che era già Poi di famiglia? No, di famiglia. Io e mia moglie abbiamo fatto questa pazzia, insomma. Abbiamo costruito, prima eravamo a Molinnuovo e dopo abbiamo costruito il stabilimento. 76. Poi è venuta il terremoto anche, no? Perché l'abbiamo Giusto per fatto. darvi un po' di lavoro in più, Sì, insomma. l'abbiamo ecco, fatto sì. circa cosa saremmo dentro in salumificio, che era appena stato il terremoto, insomma, no? E dopo, insomma, abbiamo andati bene lavorando, insomma, sì, le cose Siete andavano partiti bene. quindi già subito come un salumificio, un piccolo salumificio grande? Sì, come è iniziato tutto? una macelleria. Ah, una macelleria macelleria a Molinnuovo. Ah, ecco. Anzi, no, torniamo indietro perché Attenzione, ancora... ecco, Sì. facciamo un po' di... spieghiamo bene. Una macelleria a Udine, in Ok. via Grazzano. Ok. Ho cominciato io e mia moglie. E di lì dopo abbiamo andati avanti, le cose andavano bene, un po' di... così si faceva alla meglio, no? Ma pensiamo arrivati di averle fino a qua. fatte Direi, bene, insomma. sì. Basta vedere Poi anche quello che avete i miei trasmesso ai vostri figli. esatto, è così. Che oggi portano avanti. Sì, sì. Elisabetta invece di cosa si occupa? Come porta avanti questo lavoro iniziato dal papà? Allora, io mi occupo della produzione insieme soprattutto a mio padre. E, diciamo che organizzo diciamo, dall'acquisto della materia prima al coordinamento, l'organizzazione della produzione e dei procedimenti produttivi fino all'organizzazione della spedizione, quindi della logistica verso i clienti. Ecco, voi che l'avete vissuta da sempre, insomma, siete Sì, nati in nati questa e azienda, cresciuti. no? Quindi avete Sì. respirato proprio la passione, Sì. lui ha detto una pazzia, ma le Sì. pazie si fanno Sì. molto spesso per amore. Sì, i miei genitori hanno fatto una pazzia, però poi erano molto diciamo improntati al fatto che comunque io e mio fratello avremmo continuato questa passione, che non è proprio solo un lavoro, è anche una passione, e abbiamo deciso insomma entrambi di
e continuare a, diciamo, portare avanti questo lavoro che comunque è molto impegnativo, ma è dà molte soddisfazioni. E devo dire che avete anche una fortuna che insomma si respira, io già solo qua arrivando... Sì. È un ambiente bellissimo. Non è il classico stabilimento dove arrivi, insomma a volte ti intristisce anche per l'ambiente circostante, ma in mezzo al verde. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo un team molto legato, noi siamo tutti molto legati, abbiamo dei dipendenti che lavorano da noi da moltissimi anni, ci troviamo molto bene, abbiamo una grande feeling tra di noi, grande empatia, e questo ci aiuta a lavorare sicuramente meglio, a passare le ore, ci sono tante, in stabilimento, ma in modo molto più bello, insomma, più allora tranquillo. voglio andare a curiosare, a conoscere tutti. Grazie intanto, ci rivediamo. Ecco, e ora mi porti dove, Cristian? Ti porto qua dove ti presento Massimo Bellina, il nostro responsabile commerciale. Piacere Francesca, benvenuta. Grazie, molto piacere. Allora, responsabile commerciale, quindi chi meglio di lei o di te, visto che mi sembra già di essere in famiglia. Sì. Diciamo conosce oltre alla famiglia Vida i gioielli, i prodotti, visto che dobbiamo venderli. In effetti io e Cristian ci occupiamo principalmente anche della vendita appunto di questi gioielli, e per partire oggi, visto che la trasmissione è dedicata al salumificio Vida, abbiamo scelto di mostrarvi come nascono questi gioielli, no? Che poi appunto scenderemo nel merito nello stabilimento. Nel frattempo vi abbiamo preparato qui una panoramica del prodotto finito, come praticamente il consumatore poi lo trova nei vari punti vendita. Quindi facciamo un percorso un po' ritroso, per visualizzare subito. Per visualizzare, quindi... per capirci, ecco, dove poi andremo a parare. No? Anche perché dietro la parola cotto si nasconde un mondo. Esattamente, okay. Esattamente. Che io devo scoprire, per cui partiamo. Allora, abbiamo qui le 3 declinazioni del nostro prosciutto cotto a qua che noi produciamo. Abbiamo i 2 Prestige, che non sono altro che dei cotti a vapore classici, e li vediamo appunto in 2 declinazioni, ovvero nel classico formato diciamo cucinato all'interno di uno stampo in alluminio, o diciamo cucinato senza stampo, tutto lavorato e praticamente a mano, legato a mano, chiedo scusa. E non ultimo, ma diciamo ancora più specialistico, è il cotto in crosta di pane, sempre di materia prima acqua, che è l'ennesimo gioiello che qui vi presentiamo. Comunque diciamo che vedremo di entrare adesso nel dettaglio, appunto scendendo in produzione, vedendo le varie fasi dove appunto Cristian assieme agli altri collaboratori vi daranno tutte le spiegazioni di come arriviamo qua. Anche perché io leggo qua tanti senza, e sono dei senza molto importanti. Molto importanti, in effetti diciamo oggi il consumatore è sempre più attento a leggere le etichette, e noi in questa cosa siamo sempre stati molto attenti a far sì che le nostre etichette siano pulite e chiare, visto che i prodotti sono estremamente genuini, ma questo, ripeto, lo scopriremo strada facendo, non voglio anticiparci troppo. Sì, adesso vado. Esatto. Grazie Massimo. Buona visita Francesca, grazie mille, a dopo. Cristian, allora da dove mi conduce in questo viaggio? Allora, innanzitutto con una richiesta, se per cortesia possiamo darci del tu, perché sennò va bene. Questo distacco già l'emozione è importante, quindi se riusciamo ad abbassarla. No, io che entro nei vostri segreti. Allora, dove mi porti a iniziare questo percorso? Qui ti sto portando dove tutto comincia, perché per fare un ottimo prosciutto cotto non possiamo non partire da una carne di qualità massima, e in questo il suino a qua ci aiuta tantissimo, perché suino di filiera, nato, allevato, macellato e lavorato tutto all'interno del Friuli Venezia Giulia, quindi con una garanzia massima per il consumatore, sia della qualità del tipo di allevamento, sia della qualità della carne che andiamo ad utilizzare. Come vedi, queste sono cosce che sono appena arrivate da noi, che cominceremo oggi a lavorare. Ti faccio vedere una particolarità che è una garanzia importantissima per il consumatore, che è la tracciabilità che c'è sia tatuata... Ecco appunto, questa tracciabilità come concretamente? Ecco, concretamente c'è un tatuaggio sulla coscia del suino che identifica la provenienza, quindi il luogo in cui è nato, e
un sistema nostro molto particolare interno, dovuto anche a una serie di certificazioni che non abbiamo, non ultima l'FS 22000, che è una certificazione molto importante che garantisce l'intera sicurezza sanitaria all'interno della lavorazione, all'interno di tutto lo stabilimento, non solo della lavorazione, dove tu vedi qua un codice EAN che identifica in maniera univoca questo lotto di cosce. Ah, ok. Lotto di cosce, la cui prima trasformazione è asportargli ovviamente tutto l'osso. Asportandolo, stando ben attenti che sulla coscia continui a essere mantenuto il tatuaggio, di modo che noi questo ci seguirà, e te lo farò vedere, fino alla fine La carta del nostro d'identità viaggio. poi che ci sarà sempre. Esatto. Lui è Johnny? Qui ti presento è il famoso Johnny di cui parlavi responsabile, prima? esatto, il nostro responsabile di produzione, sotto il quale vive e vige tutto quello che è l'attività di tracciabilità e di trasformazione di queste cosce nei prosciutti che hai visto. Johnny da quanto tempo è in questa famiglia Vida? Più di 30 anni. Quindi da quando è nato praticamente, cioè l'ha quasi allevato il signor Luigi praticamente. Esatto, per cui conosce tutti i segreti. Bene, buon lavoro. Voi non potete capire, Cristian, scusa, devo rivolgermi un attimo a chi ci segue in questo percorso di Acqua in Bocca, il profumo che ho sentito già da qualche metro arrivando qua, spostandomi all'interno del salumificio. Il profumo è presto spiegato perché arriva da questi sacchetti e da questo tripudio di spezie, sembra di essere in un altro continente, ma quello che colpisce, ve lo dico sinceramente, è l'equilibrio, cioè non c'è niente di pungente che arriva al naso. Io prima sono entrata e lo può testimoniare Cristian, ho detto mamma mia, meraviglia. Io sono anche appassionata, ma qua c'è un'atmosfera magica. Tutto questo finisce nei vostri prosciutti? Esatto, tanto complimenti per aver sentito il fatto che non ci sia nulla che spicchi, perché questo è stato l'obiettivo da se dovessi dire, qual è la spezia molto che spesso governa, si sente pepe, per esatto, dire, o ginepro, non chiodi di riuscirei a garofano, dirlo. o alloro, come vedi qui abbiamo cannella, abbiamo chilia, abbiamo ginepro, abbiamo tantissime spezie che sono la nostra firma all'interno dei prosciutti cotti. Questa è un infuso, adesso ti farò vedere come lo facciamo veramente l'infuso, quindi un tè che noi andiamo a infondere all'interno dei prosciutti, che è stato inventato da mio papà nel 1970. Da allora semplici piccole correzioni per l'adeguamento nell'evolvere del gusto all'interno dei prosciutti, dove si va su un prodotto che sia meno sapido, più dolce, quindi più amabile e quindi più consumabile in molti momenti della giornata, e dove ovviamente noi con le piccole correzioni la stiamo portando avanti da sempre. Questo ci caratterizza come azienda perché è una ricetta esclusiva nostra che conosciamo io, mio papà, mia sorella e Johnny, che ci mettiamo a fare noi quattro in alcuni periodi dell'anno quando compriamo le spezie, e poi facciamo le composizioni e facciamo dei sacchetti che hanno delle composizioni e lo sappiamo solo noi quattro. Per noi questo è un po' il nostro segreto di famiglia. Quindi quello siete che, lì, testate, esatto, sentite. quello che ci va. Ovviamente a seconda dei periodi dell'anno, ti faccio un esempio dell'aglio, dato che noi utilizziamo solo l'aglio fresco, a seconda dei periodi dell'anno variamo le quantità per cercare di mantenere il corretto equilibrio, perché l'aglio in certi periodi dell'anno è un po' più forte, un po' più leggero, e così vale anche per le altre spezie su cui andiamo a lavorare. È un lavoro certosino. Questo per darti l'idea di come noi siamo abituati a lavorare. Noi ad esempio le nostre ingredientistiche sono delle ingredientistiche completamente pulite. All'interno delle nostre etichette non troverai mai la parola aromi, all'interno della quale si nascondono una grossa quantità di coadiuvanti tecnologici, che sono praticamente dei coadiuvanti chimici che si possono usare, che sono consentiti dalla legge, ma che di fatto non vengono menzionati in etichetta. Noi abbiamo sempre fatto la caratteristica, abbiamo sempre voluto come caratteristica produrre dei prosciutti che quello che riportano in etichetta è quello che effettivamente trova il consumatore all'interno del nostro prodotto. Come avevi notato bene all'inizio, ci sono tanti senza nei nostri prosciutti. C'è la carne, perché è la componente fondamentale, però i nostri prosciutti sono senza polifosfati aggiunti, senza caseinati, senza derivati del latte, senza allergeni particolari, senza glutine, ad eccezione del cotto del pane che ti andremo a far vedere dopo, ma che viene lavorato in una stanza completamente chiusa e con delle procedure molto particolari. E proprio per questa nostra filosofia aziendale, un bel giorno di 20 anni fa abbiamo deciso di fare anche una produzione biologica che portiamo avanti ormai
ben prima che il bio diventasse una moda. Quindi le scommesse sono un vizio di famiglia, Esatto, insomma, e dal ci papà che ha crediamo. cominciato così presto, Esatto, poi voi e noi abbiamo avanti. fatto uguale dopo, e c'è un po' un nostro modo di lavorare in questo, nel senso di spingere sempre più in alto la qualità del prodotto sotto tutti i profili. Tu considera che oggi la difficoltà più grande è stata quella di riuscire a condensare in un percorso quanto più veloce possibile 14 giorni di lavorazione. Cioè per un prosciutto 14 giorni. Esatto, nella ci sono realtà dietro. alla carne servono 14 giorni per diventare il prosciutto che abbiamo visto entrando. Beh, grazie per riuscire a darmi un'idea, allora in così poco. Ci beviamo un tè? Posso offrirti un tè? Siamo pronti a bere un tè? Ecco, il maestro di cerimonie del tè è sempre Johnny. Esatto. E questa è la teiera gigante. Questa è proprio una teiera gigante, qui da 6 ore stanno bollendo le spezie che abbiamo visto prima, lentamente, perché dobbiamo fare un'estrazione molto lenta per fare in modo che nulla si bruci e che tutti i profumi riescano a essere trasferiti nell'acqua, perché noi abbiamo la necessità di prendere questo infuso e inserirlo all'interno dei prosciutti. Nella maniera migliore possibile, quindi che significa nella maniera più uniforme all'interno dell'intera coscia. Deve penetrare bene. Esatto, insomma. penetrare all'interno. Adesso Johnny ti farà vedere lo scarico. Mi sposto? Ah, e qui viene filtrato, sì. Esatto. Questo è il filtro e come vedi stiamo parlando proprio dei semi che stavi vedendo prima, di tutte le spezie che stavi vedendo prima. Prendete un po' di profumo. È buonissimo. Come si fa a fare entrare questo infuso, quindi proprio nel prosciutto? Sostanzialmente il nostro problema principale è quello di averlo uniforme all'interno del prosciutto. Allora cosa facciamo? Lo mettiamo all'interno di queste macchine, che sono delle massaggiatrici, che lentamente, come stai vedendo, fanno circa 10, 15, 20 giri all'ora a seconda del tipo del prosciutto, poi si fermano e lasciano riposare la coscia. Con questo movimento che stanno facendo il prosciutto subisce un massaggio naturale uno con l'altro, è molto delicato perché non abbiamo bisogno di massaggiarli molto in quanto le nostre percentuali di siringatura sono molto basse e di conseguenza abbiamo la necessità solo di rendere uniforme questo gusto, questo profumo che tu hai sentito all'interno del prosciutto quando andremo a tagliarlo dopo. È un'operazione che dura oltre 72 ore perché per noi è molto importante riuscire a fare anche una frollatura, quindi qui la carne subisce anche una veloce maturazione, un po' come succede per la carne di manzo che gli dà il gusto, e anche questa è una caratteristica nostra abbastanza diversa. Sì, infatti cioè, solitamente sento parlare di frollatura magari per altri altre tipi lavorazioni. di carni, esatto, sì. ma noi in questo, invece anche noi facciamo una piccola frollatura perché utilizzando dei maiali maturi, utilizzando dei maiali di ottima qualità, abbiamo la necessità anche noi di una frollatura per estrarre il gusto anche della carne. Ok. Perché sarebbe veramente uno spreco quello di nascondere il gusto della carne utilizzando della materia prima molto importante che noi utilizziamo in tutte le nostre produzioni. Quindi qua dentro avviene la magia. Esatto. Gusto dell'infuso più gusto della Esatto. carne si fondono. Si fondono fra di loro. Da una magia all'altra. Qui cambiamo profumi. Affumicato. Qui cambiamo profumi perché qui stiamo finendo dopo 24 ore abbondanti la cottura a vapore di questi prosciutti. Come vedi stiamo parlando di un forno di casa solo di dimensioni un po' più elevate perché sì, il vapore, leggermente. perché il vapore è assolutamente naturale e la cottura è assolutamente fatta come un arrosto a casa. Quindi qui dentro arrivano, ci stanno un giorno? Ci stanno un giorno come minimo perché poi dipende dalle varie fasi di lavorazione che vogliamo farci dentro. Queste hai visto la prima cottura che è a vapore, poi in questo caso i prosciutti verranno anche affumicati, infatti volevo farti vedere il legno che utilizziamo, che è un legno assolutamente naturale, certificato di faggio, unito a delle bacche di ginepro che nel momento in cui noi creiamo il fumo chiaramente danno un ulteriore sapore al prosciutto. Questo è proprio un modo tipico e della nostra area che ha delle grossissime influenze austriache, chiaramente per quanto riguarda l'attività di affumicatura.
14 giorni in una puntata di acqua in bocca. Sì, stiamo faticando tantissimo, ti dico la sincera verità. Ma proprio A che giorno siamo qua? Sotto il profilo organizzativo. Qua siamo al giorno 12 barra 13, perché qua adesso Mauro procederà alla marchiatura a fuoco dei prosciutti, con cui identifichiamo i nostri prosciutti a qua, ma identifichiamo anche tutti gli altri prosciutti che portano il nostro marchio, e poi Johnny ti farà vedere la legatura a mano, che è una nostra particolarità su questo prosciutto. Vai Mauro. Vediamo, vediamo. Allora, bella, affascinante questa operazione. Mi permetto di farti notare come noi utilizziamo veramente tanto le mani, per quello definiamo i nostri prosciutti legati a mano, perché noi abbiamo la nostra fortuna di avere artigianalità pura. Sì. Quindi noi siamo un'azienda industriale che però ha fatto dell'artigianalità la sua caratteristica, sia quando andiamo a venderli in Friuli, sia quando andiamo a venderli in giro per il mondo. Caspita, sembra di fare quasi un salto indietro nel tempo vedendo questo marchio, questa marchiatura. E quindi la legatura poi come avviene proprio così, come sta facendo Johnny? Come sta facendo Johnny è la legatura a mano. Questa è la seconda legatura, perché come vedi ci sono già dei segni sul prosciutto, che sono quelli che ci sono serviti a tenerlo insieme quando lo abbiamo cucinato. Una volta cotto togliamo immediatamente tutti gli spaghi per lasciar raffreddare il prosciutto, per poterlo marchiare, e poi dopo li torniamo a rimettere su con lo scopo di fare in modo che il prosciutto continui a compattarsi durante la fase di confezionamento e prima che venga utilizzato all'interno dei banchi salumi. Mi piacerebbe portare un pezzo di questo a Paolo. Chiedo troppo? No, assolutamente, anzi lo fai con tutto il nostro piacere, ben sapendo la valorizzazione che riuscirà a dare al prodotto. Sì, anche perché sono oltre la metà del mio cammino, quindi devo fare bella figura, perché alla fine quindi con voi vado sul sicuro. Ottimo. Ecco, siamo arrivati alla fine del percorso? Sì, certo, no? Siamo arrivati quasi alla fine. Qui è la sala di confezionamento dove lavoriamo a temperatura controllata per mantenere ovviamente la carica batterica il più basso possibile. Come vedi qua vengono confezionati in un sacco trasparente, perché l'altra cosa che a noi piace è far vedere la bellezza di questo prosciutto, perché essendo legato a mano mantiene quella che è la sua tradizionalità nella produzione e la tradizionalità anche nella forma. Una volta confezionato, questa è la macchina del sottovuoto, una volta confezionato il prosciutto viene messo su appositi carrelli e subisce il procedimento della pastorizzazione, con la quale battiamo completamente la nostra carica batterica e rendiamo il prosciutto completamente sterile. Quindi c'è ancora un passaggio. Esatto. Ancora due, a dire la verità, perché dopo la pastorizzazione abbiamo la necessità ancora di una giornata di raffreddamento per poter stabilizzare definitivamente il prosciutto, e così abbiamo fatto i nostri 14 giorni. 14 giorni, quindi tutto un lavoro anche di temperature, insomma poi c'è il passaggio in temperatura ovviamente quando si cuoce, pastorizzazione, per cui sicurezza massima dal punto di vista alimentare. Esatto. E qui, Francesca, stiamo facendo la seconda cottura dei prosciutti all'interno della pasta del pane. Dopo averli cotti a vapore, come ti abbiamo fatto vedere prima, qua stiamo avvolgendo in quella che è vera e propria pasta del pane all'interno del prosciutto, all'interno di questa pasta. Come vedi c'è Daniele, il nostro operatore, che sta facendo questa manovra, Vincenzo che ha appena sfogliato la pasta. Tutto sincronizzatissimo. Tutto sincronizzato, ovviamente qui siamo nel momento terminale del primo carrello, quindi non vedi altri prosciutti, perché per noi mantenere le temperature basse è una cosa fondamentale. Avendo un forno vicino utilizziamo solo i prosciutti che sono necessari nel momento del carico del carrello, e procediamo in questo sistema. Quindi viene infagottato proprio in questa all'interno della pasta del pane. Come se non bastasse già tutto il lavoro per curare bene il prosciutto, c'è anche da curare quest'altra lavorazione che però insomma vi contraddistingue. Dà una caratteristica all'intera friulanità, perché questo è un prodotto che viene fatto praticamente solo in Friuli Venezia Giulia, e quindi quando noi andiamo a venderlo al di fuori della nostra regione sicuramente portiamo un pezzo di friulanità vera anche in giro per l'Italia. Poi sono bellissimi da vedere già così, veramente sembra quasi un prodotto di alta pasticceria, non lo so, mi richiama già anche il senso è quello, qualche altro. Anche perché il forno è veramente quello da pasticceria, dove noi inseriamo proprio i prosciutti. Quindi questi sono pronti per per essere infornati
e li vedremo alla fine quando sono cotti. Ah, torniamo, bene, profumo di pane cotto, che bello. Esatto. È valsa sicuramente la pena di aspettare un'ora. Eccoli qua. E qui vi voglio. Io già mi tuffo un po' a sentire profumo di pane appena sfornato, per una che ha lavorato in un panificio, poi è un tuffo nel passato. E questo è pane vero. Oddio, sta arrivando adesso la ventata. Fantastico. E questi poi ovviamente faranno il loro percorso di confezionamento. Adesso vengono raffreddati, chiaramente. No, che peccato. Posso stare qua mentre si raffreddano, ad annusarli Sicuramente ancora un po'? riusciamo a fargli portare dietro un po' questo Magnifici. profumo. Vengono raffreddati e poi verranno confezionati, come hai visto con gli altri prosciutti, anche questi in trasparente, sempre per mantenere la bellezza di questo prodotto. Paradiso, paradiso. Grazie davvero per questo momento. Grazie a voi. Beh, insomma, se qualcuno a casa avesse ancora dei dubbi o pensasse che il cotto, abbiamo iniziato dicendo si apre un mondo, che il cotto è il prodotto più semplice quasi del banco salumeria, no, anzi, super lavoro dietro, super attenzione e anche super attenzione da parte di chi acquista ad affidarsi insomma a prodotti che come voi siano realizzati in una certa maniera. Esattamente. Basta profumi oggi, profumo delle spezie, profumo del pane, adesso profumo del prosciutto appena tagliato, se è un attentato ditemelo. In effetti adesso i profumi che abbiamo sentito giù qua escono in tutta la loro pienezza, perché poi il prodotto portato al palato vi darà la soddisfazione che merita ogni prodotto che in teoria un consumatore dovrebbe mangiare, no? Di conseguenza è un prodotto che praticamente è fruibile per un ampio ventaglio di consumatori, quindi dal bambino, dall'anziano, dalla persona adulta, in quanto, come abbiamo detto fino adesso, è un prodotto che non ha compromessi in termini di qualità. Tu che segui l'aspetto commerciale, quindi a chi vi rivolgete in particolare, dove si trovano i vostri prodotti? I prodotti sono già da alcuni anni, da quando specialmente il marchio Acqua è partito, presenti su più di alcune, diciamo, catene distributive qui in regione, presso, non so, faccio alcuni esempi, gli affiliati Despar, piuttosto che in Carrefour, piuttosto che in clienti indipendenti specializzati, quindi non so, macellerie, gastronomie in particolari, o piccoli negozi dove chiaramente la cura alla qualità è ancora più attenta. Ecco, questo è un po', cioè abbastanza, diciamo, vasto, ecco, la nostra diffusione, almeno nel territorio triveneto. Massimo, grazie, assieme a Cristian e poi a John e tutti gli altri mi avete raccontato davvero tante cose interessanti, però ho passato 14 giorni qua, io un po' di buchetto nello stomaco, anche ce l'avrei, posso favorire? Guarda, non aspettavo altro, neanch'io. Non osavo. Se posso essere sincera. Eccoci qua, prendi pure. Gian Domenico, vuoi un pezzo anche tu? Perché Vediamo, no? dai. Io vado di mani, cioè qua siamo un po' artigianali, abbiamo detto l'uso delle mani. Giustamente, continuiamo così. Beh dai, il bis ci può stare, no? Di solito. Buono è buono, preparavo Molti un clienti pezzettino. in effetti ci dicono che questo prosciutto ha un effetto ciliegia. Mamma mia, nel buonissimo. senso che quando le ciliegie sono buone, no, nel sacchetto non si riesce No, devo dire la verità che fine al sacchetto. adesso, a parte gli scherzi, io sono molto diretta, Giando, prego. No, è una cosa, la prima parola che mi viene è come con le spezie prima, l'equilibrio, cioè questa un'armonia, insomma, diciamo di sapore. Questo equilibrio che ne dà poi un prodotto eccellente. Bene, con le mani di prosciutto saluto Massimo. Grazie, alla prossima. E saluto tutta la famiglia Vida. Allora a partire da Elisabetta, piacere signor Luigi, Cristian, un cicerone davvero perfetto. Vado a cucinare, sperin ben? Secondo voi è puntuale? Siamo qua, io il prosciutto, le verdure. Paolo non si vede. Ti muovi? Vabbè dai, ormai che ero in ritardo, scusa, andavo piano. Allora ti ho portato il prosciutto.
Bello? E hai portato l'affettatrice? No, affettiamo a mano. Ah beh, certo. L'affettatrice Interessantissima sulla la schiena. visita da Vida, ho scoperto ancora di più sul cotto, molte cose particolari che fanno, dalla legatura a mano, anche davvero, davvero una bella visita. Allora, mi avevi anticipato che sarebbe stata una cosa estiva perché è estate, è ufficiale signori, È ufficiale. è estate. Sì. Fra poco c'è anche il mio onomastico. Ma vabbè, lasciamo stare. Ah sì, è vero, San Sì, Pietro sai Paolo. che divido un onomastico diviso a metà. Sì, sì, sì. Però parliamo di questo che non c'entra niente, e non c'entra niente l'onomastico, andiamo sulle cose più... Sì. Sai i rumori? Quindi facciamo quello che abbiamo detto, è un frescotto, visto che siamo, il cotto, un piatto fresco. Quindi, patate che io ho già bollito, Sì. che magari se tu togli la pellicina, Bene. i Piselli. piselli che abbiamo sbollentato, anzi hai sbollentato tu penso stamattina, e questo andrà unito alle patate, un po' di sale e al prosciutto cotto. Ok, Quindi operiamo, cominciamo. vai, Questa? peli qua e le patate dopo metti nella terrina. Ma non si può pelare con le mani. Io sono abituata così con le patate Beh, io guarda, messe. io sono contento che usi le mani, sai perché? Perché tanti sono tutti un po' schizzinosi, bisogna usare 50.000 strumenti, ma le mani aiutano tantissimo, quindi non bisogna aver paura Fatte di... per quello. Esatto. Anche per mangiare, no? Però sì. Sai che c'è l'idea di fare dei ristoranti dove si mangia esclusivamente con le mani? Bello. Che l'idea non sarebbe neanche male, Te lo gusti di più, te lo gusti Sì. di più. Beh, tipo questo piatto che faremo poi avrà un aspetto tipo antipasto, quindi qualcosa anche da Sì. spizzicare. Sì, può anche andare bene come un secondo estivo, a seconda di come tu lo tagli, ma l'ideale è come antipasto. Allora, prosciutto che tu stai cercando di affettare in qualche modo. Sì, io sto cercando Sottile, di... sottile. No, adesso sto tagliando una fetta un po' più grossa e guarda, io faccio una particolarità. Che Scusa, bisogna Già, anche... posso dirti una cosa? No, spero tu non butterai via il grasso, no? Perché io odio quelli che buttano via il grasso, cioè proprio non sopporto. Guarda, sai che Mia sorella hai è una tra anticipato. quelle, per esempio, ogni volta le dico... Allora, guarda, bellissimo, colore bellissimo, morbidissimo. E dobbiamo renderci conto che questo grasso è un grasso alla fine leggero, un grasso buono e dà sapore. Il grasso dà sapore e lo useremo nell'amalgama Sì, chiaro con poi le che dobbiamo patate. ricordarci di prendere prodotti di qualità e quindi lì beh, siamo chiaro. sicuri che è un grasso buono, ma insomma... Però questo prosciutto cotto veramente è una No, cosa... perché poi c'è chi toglie il grasso, ma dopo ordina al lardo, capito? Delle robe... Ah. Vabbè. Senti, li taglio pezzetti, le taglio per aiutarmi Taglia a nella... pezzi, schiacciale, devi maltrattarle. maltrattarle. Io Povere intanto patate. vado a mettere... Ma prima aspetta che schiacci, no? Ma sì, ma puoi lavorare, è facile questa ricetta. Comunque qua siamo già oltre la metà del corso e più andiamo avanti più mi fai fare manovalanza, cioè io speravo che, di imparare qualche cosa di più alta cucina, no? Sempre spela, spriccia. Beh, allora, se vuoi Matteo? alta cucina, secondo me Hai sbagliato cuoco. è semplice. Vai a cambiarti in camera, ti metti un paio di scarpe coi tacchi e sei già in alta cucina. E torni qua e sei in alta cucina. Poi, dall'alta cucina, siamo partiti da delle intendo basi. dire che volevo imparare a fare qualcosina di più. Fammi fare di più, Ah, ma adesso no? pretendi proprio? Sì, ti pago. Sai che non bisogna correre sulle cose, no? Poi ho visto che realmente sei molto brava, guarda, sono sincero. Quindi tu hai paura. Pensavo che veramente eri quello che si Imbranata. diceva. Sì, una schiappa. Una ciaupa. E invece, sinceramente, per me sei stata una sorpresa. Ma dai. Perché alla fine capisci subito. Beh, Dio. No, vabbè, ma si vede che arrivi da Voltois. Sì, da cosa lo Quindi percepisci? che tua mamma ti ha insegnato e anche la nonna Ghitta ti ha insegnato si ricorda della serie le buone maniere. che devi sapere arrangiarti. Sì.
E quindi questa è la cosa che a me ha fatto piacere. Oh, quindi- bene, però sappiate che qua si prepara l'esame finale. Lui mi sta dicendo così, però ci sarà l'esame finale. Io sono già in agitation. Infatti lui non mi insegna per quello, perché così dopo Vai col io cucchiaio sbaglierò. Belli sti colori però. Sì, chiaramente estivi, no? Ok. Allora, mescola. Con le altre verdure però cosa facciamo, scusami? Dovevo fare un agrodolce, sai? Qui Ah, andiamo quello sull'alta voglio cucina, impararlo. Sì, 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 Andiamo bello, sull'alta oh, cucina. finalmente. Ok. Allora, Quindi io abbiamo intanto affettato. abbiamo affettato il prosciutto, Sì. che come hai detto tu, hai detto una cosa giustissima, nell'amalgama dei cubetti abbiamo aggiunto anche il suo grasso, visto che è un prosciutto di qualità. Ed un grasso morbido, saporito. Con poco sale, mi Con spiegavano. poco sale. anche. E quindi si adatta a questa preparazione, perché è come l'idea di fare quasi un salame, no? Un impasto di salame, in questo frescotto che abbiamo fatto. Come ovonde, adesso si diverte, fa anche i disegnetti. E Ok. andiamo a mettere, Ah, bello. vado. Che bello, rosa, così. Sei tu che mi hai Vado. preso la ciotola, io sarei stata Ciappa disponibile e anche. fai. Sì, sono qua per quello. Sono qua per servirti. Riverirti? No. Allora, Poi sciaff. intanto che fai alta cucina io pelo Poi le spiegami un po' le- sulle carote che hai portato, anche quelle gialle, gialline. Giallette, gialline. Cosa si cambia anche il gusto? Sono un'altra. Come spiegami? No, pensa che le carote in Non l'ho mai origine, comprate. le carote in origine erano chiare, non erano arancioni. Dopo pian piano sono cambiate. Ah, quindi questa è più antica, diciamo, Sì. quindi. Cambiano leggermente la loro consistenza queste carote, cioè quella chiara tende a diventare più morbida andando verso l'aranciata che è un po' più consistente, no? Ah, ok. Quindi Senti, è un po' la siamo giapponese, qua. adesso usi un po', usi la pellicola, quindi vai che io ti aiuto, così, perfetto, poi chiudi Non è a molto caramella, omogeneo, insomma. chiudi a caramella, Sì. fai un 2 giretti e qui si vede l'abilità. Vedete? Facciamo anche un nodo, cosa dici? Sì. E metti in frigorifero. Quindi perché alla fine vedete non riesco a fare il nodo. io. Anch'io. Ah ok, siamo in 2. Il famoso grop. Eccoci. Ecco. Il group. Metto in frigorifero, o metto io, metti tu? Metti tu. Sì. Quindi Quanto facciamo tempo? spazio. Ma intanto che cuciniamo le carote. Ok, agrodolce, sono curiosa. Allora, taglia qua e qua, cioè taglia le due estremità. Dopo taglia a metà. Poi? È un po', sei un po' nervosa. Poi? Dopo ancora metà, dopo però? Dopo? No, vai così. Anche questa. Dopo prendi, basta una intanto per fare un piatto. E tagli di traverso. Così, Ah, scusa, sono mancino. a becco io. d'oca? Vedi? A me mi sorprende. Come sai tutte queste terminologie? Hai Per chi mi hai studiato? preso? Per chi mi hai preso? Ah sì, sai che ho scoperto, scusa. Attenzione. Se ti do del tu, però ho scoperto da delle email, no? Quando prepariamo un po' tutti questi Quando ci nostre- sentiamo per... Sì. Per vedere cosa fare, per Sì. eccetera eccetera, anche per scherzare, perché è una ragazza che scherza, anzi è una scherzosona. E quindi qua sei un po' meno a becco, sei un po' meno a becco d'oca adesso. Vabbè, menocchetta. Proprio Dai, e quindi cosa hai adesso scoperto? voglio vedere. Ah, che sono scherzosa? No, che dovrò chiamarti dottoressa. Ragazzo, io studiavo che tu dovevi ancora nascere. Mica pizza e fichi, no? Come dicono al sud.
Non pensavi, E allora da un'email... Ho anche sono studiato rimasto vicino a te, un po' vicino. a Gurisse. Ah, addirittura? Sì, caro. Io pensavo Trieste, Udine, No. Venezia... Nella bellissima Gorizia che io amo. Beh, è una bella città, Sì. eh? Questo, Chiodo Dottor. Taglia, vediamo come lo Buono tagli. questo pezzettino qua. C'è anche la cipolla, dopo. Lo taglierei così. Dobbiamo fare un agrodolce, Quindi, quindi mi serve una consistenza, andiamo così. Prego. Intanto io vado sul fuoco a aggiungere l'aceto, lo zucchero. sì, fammi vedere però. Sì. Intanto tu taglia la E la cipolla. cipolla? Stesso discorso? Sì, meglio. Si dice a falde, che adesso lo stai tagliando più o meno a falde. Più o meno. Allora, acqua che bolle, Contentati. sale, Sì. zucchero, Proporzioni? un cucchiaino tipo da caffè di sale, un bel cucchiaio di zucchero Sì. e calcola come se fossero 2 cucchiai, da minestra intendiamo, di aceto. Quindi un cucchiaio di zucchero, 2 cucchiai di aceto e un cucchiaino cucchiaino scarso di sale. Ecco. Quindi facciamo un agrodolce. Quanta acqua? Non c'entra quello. Quanta acqua? Circa 3 bicchieri. No, intendo no da tagliare. Scusa se voglio imparare. Un quarto di litro, ecco, adesso sono preciso. Bravo. Un quarto di litro. Ok, Adesso cominciamo a mettere. le verdure dentro. Sì, io partirei prima dalle carote, Ah, pensavo al finocchio. Il sedano? quindi carote. Su, Un momento! Dai su, dai su. Dai, non sta a fare adesso come quelli Stai facendo come alta quelli della cucina televisione. con queste verdure. Ecco, nel frattempo che vai si cucinano le carote e possiamo Senti, mettere mi è un po' stufato, della ecco. serie Si vjut che rive da Voltois, è una donna pratica. Vai col sedano e dopo con... Io 3 secondi non capisco cosa cambi, ma insomma. Saprà lui. cucina. Allora, una volta dicevano la pasticceria è regolata dal tempo e tutto, però anche la cucina ha dei suoi tempi in alcune cose. Vai con la cipolla. Bene. Via. Tutto un casino. Tu queste verdure potresti anche tenerle in un vasetto, conservarle con Ah, quest'acqua di infatti. cottura, tenerle in frigorifero, durano anche 15 giorni senza, cioè solo le chiudi e basta, ma senza... Ah, non serve sterilizzare. Esatto, le tieni fare- con quest'acqua, cioè potresti metterle, travasarle direttamente dopo che ha bollito e metterle Però dentro. se io le Però faccio e tieni le in giro, frigorifero. a quel punto posso conservarle Sì, proprio. Esatto. Allora, io vado a Colare. colare, Sì. quindi ripetiamo, vediamo se ti ricordi. Un cucchiaino di sale, un cucchiaio di zucchero, 2 cucchiai di aceto con un quarto di litro di acqua. Verdure? Quelle che volete, tagliate a becco d'oca. Serviamo qua, cosa dici? Sì, come vuoi. Prendi tu il nostro frescotto in frigo? Sì, pronti? Frescotto. Oh, che bellino che è diventato. Sì, sai cos'è? È importante che si raffredda bene, quindi è un piatto che alla fine recuperi un po' tutto, no? Sì. Ok, quindi nel caso in cui tu dicevi volessi farlo come secondo, Tagli delle fette ancora più spesse. Più Io adesso larghe. sono già grandino come infatti fetta. mi sembrava. Però sai, a me piace che ci siano, se non le cose troppo fine, se tu li Sì. Qui siamo in casa e quindi è giusto che facciamo una cosa più rustica. Un goccio d'olio, cosa dici? Un goccino d'olio. Bello. Secondo me, guarda, e ci mettiamo anche. Oggi si mangia in terrazza, quindi. Sì. Un bel vino Adesso bianco. cosa fai? Un bel vino bianco. Guarda, anche perché secondo me, guarda, per ricordare che abbiamo usato anche, quindi tutto del Ci stanno del 2 prosciutto. erbette? Sì, prendi un ramettino, Timo? un po' di timo.
Così sai, siamo in estate, va Piccolino? benissimo. Non so se avete notato il tocco. Dai, su, andiamo. Noi ora non possiamo perché, ahimè, non ho una bella terrazza, però voi accomodatevi in terrazza, un bel frizzantino, uno stuoino. Quello ce l'abbiamo. Un Magari po' di anche, atmosfera di mare. anche 2 conchigliette. 2 conchigliette, hai visto? Le portate Brava, per hai fare un tutto, po' estate. 400 grammi di prosciutto cotto, 2 patate, 80 grammi di piselli, una carota, una zucchina. La zucchina? La zucchina non l'abbiamo messa. Vabbè, ok. Un gambo di sedano, una cipolla rossa, un finocchio, sale. Ah, ma sai cosa? Zucchero, aceto, quanto No, vabbè, basta. no, sai cosa? La zucchina va, al posto della zucchina, sempre con la Z, va lo zucchero che non abbiamo scritto. C'è scritto, Paolo. C'è scritto? Non hai modo di salvarti. Francesca, Dimmi. invece di mangiare, vieni, visto Stavo che... bevendo un goccettino. Un goccettino. No, visto che tu vuoi fare alta cucina, c'è una tecnica particolare Sì. veramente da... Scusa un secondo, ecco. Per migliorare i piatti, per veramente fare una cosa d'effetto e per veramente per stupire la gente, Sì. devi prendere un pisello alla volta e col sbucciapatate devi pelarli. Vedrai che è un effetto incredibile. Posso fare anche a mano? Fai a mano, va che è meglio. Ma tu hai Proprio piano piano li sbucci. Guarda, questa ciotolina, vedrai che piatto. Io che anche ci credevo. Vai a cancellare la zucchina, vai. Ma no, dai! Ah, mi sa che si annebbia. Ma è alta Dai. cucina. Faccio spiedini di piselli, non preoccuparti, sono buoni anche quelli. Guarda, È alta? Spiedini di piselli È di alta Paolo cucina. Zoppolatti. Vai a cancellare la zucchina.